Oggi ci troviamo a Sant'Angelo di Pieve di Sacco e vi proponiamo in vendita una casa singola ad un prezzo davvero interessante. La casa è subito dietro di me, abbiamo cancelli indipendenti, quindi sia carraio che pedonale è tutto indipendente, un bel lotto di proprietà e siamo attorno ai 500 metri quadri di lotto, per cui insomma tolta la metratura della casa comunque vi rimane un bel giardino, in parte pavimentato, in parte a verde, ad esempio la porzione qui sul davanti avete un angolo di verde, qui ovviamente è tutto pavimentato sia perché abbiamo la parte del portico ma anche perché questo è il camminamento per le macchine, mentre la parte laterale, anche qui, è tutto destinato uso verde. In fondo al giardino abbiamo un garage in corpo staccato, fatto così di lamiera, e misura 25 metri quadri. È tutto accatastato, per cui non dovete preoccuparvi, e qua dentro ci sta tranquillamente sia la macchina che eventuale moto, ricovero attrezzi, insomma tutto quello che dovete metterci per quanto riguarda il giardino, ci sta tutto benissimo. Per quanto concerne la casa, è stata costruita diciamo a step, hanno iniziato negli anni 60, i primi anni 60 con una parte del piano terra, poi nel 63 hanno costruito una parte del piano primo e poi avanti così fino agli anni 70 quando hanno fatto l'ampliamento definitivo e hanno aggiunto anche sia la parte dietro ma anche appunto portico e la terrazza sovrastante il portico, che sono 26 metri quadri ciascuna. Quindi qui sotto avete questo portico da poter sfruttare magari durante il periodo estivo, funge anche proprio da ingresso, da copertura, e questo è l'ingresso principale per entrare nell'abitazione. Come pianta è quella tipica degli anni 60, adesso la vedrete, e cioè entrando troviamo un corridoio centrale e poi stanze destra e sinistra. Allora, qui a sinistra abbiamo la nostra zona salottino, ecco, se vogliamo chiamarla così, accatastato proprio come sala soggiorno. Vi faccio vedere una cosa che abbiamo scoperto, la foto di com'era la casa, non so, probabilmente tanti anni fa, si vede che qua avevano appena gettato, per cui insomma tutto bene ordinato. Ovvio che adesso in questo momento invece la casa ha bisogno di più di qualche lavoretto, insomma di ristrutturazione. Una stanza di lavoro è proprio accatastata così, non chiedetemi perché, potrebbe diventare un altro salottino, una camera da letto, una sala da pranzo. E poi invece la cucina ce l'abbiamo separata, quindi dobbiamo attraversare questo corridoio e troviamo la cucina disposta tutta sulla parete di sinistra, mentre nella parte centrale ci sta benissimo tavole, sedie e cucina con la sua finestra, e qua diamo sul davanti, quindi verso la strada. Qui abbiamo poi la scala che ci condurrà appunto al piano superiore e anche un piccolo ripostiglio sotto scala. Facciamo questi 4 gradini per dopo ritornare giù, perché riscendendo sempre di 4 gradini troviamo questo ripostiglio. È accatastato come ripostiglio, ma in realtà insomma qua dentro c'è la caldaia, una caldaia del 98 per cui sicuramente ha qualche anno, e la zona lavanderia. Qui il locale è sia finestrato ma anche abbiamo una porta finestra che ci dà l'accesso nella parte retrostante dove c'è il box in lamiera in corpo staccato. Vediamo le stanze. Allora, qua sopra abbiamo innanzitutto una cameretta singola, in tutto le camere sono 3, quindi questa è l'unica piccolina, le altre 2 sono matrimoniali, sempre con la sua finestra rivolta verso la strada, e siamo in pratica sopra alla cucina. Bagno bello grande, sono 11 metri quadri ed è completo sia di doccia che anche di vasca, e poi dalla parte opposta invece abbiamo i sanitari, water, bidet e lavandino. Il bagno è finestrato. Passiamo poi ad un altro corridoio che è similare a quello che c'era sotto, quindi l'ingresso che avevamo sotto, con le altre 2 camere che dicevamo sono entrambe matrimoniali, per cui questa è la prima, l'altra uguale, identica proprio, eccola qui. Infine abbiamo il terrazzo che è proprio sopra il portico, per cui ha la stessa identica metratura e sono 26 metri quadri.
Riassumendo, ci troviamo a Sant'Angelo di Pieve di Sacco, vi proponiamo in vendita una casa singola costruita negli anni 60 con 3 camere, zona giorno divisa, bagno e ripostiglio. In corpo staccato abbiamo poi un garage di 25 metri quadri, a completare portico e terrazza entrambi di 26 metri quadri appunto ciascuno e lotto di 500 metri quadri. Il tutto in vendita a soli 155.000 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web oppure chiamarci in agenzia.